Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, Fioi pole position a Misano, Fioi, dobbiamo assolutamente cambiare questo trend negativo, non nei punti, nei piazzamenti, ma nel modo di ottenerli, perché due gare, vittorie su super rimonte, però purtroppo con incidente al povero Vale, anche se avrei vinto comunque. A Brno, prima posizione, vado a sbagliare e crollo quarto, terzo. Poi, a Silverstone incidente con Marquez e Lorenzo mi è andata bene proprio di culo. Adesso vorrei tornare nella normalità, sinceramente. Non fare errori e cercare di portare a casa un bel piazzamento, perché voglio il secondo titolo consecutivo. Comunque Fioi sarà dura comunque vincerne tanti consecutivi. Il mio obiettivo è almeno due, perché adesso mi è andata bene, per esempio a Silverstone, perché ho recuperato tanti punti a Silverstone, ma non sarà sempre così purtroppo. Vai Fioi, andiamo. Con calma. Come devi stare calmo. Cerchiamo subito di chiudere Marquez. Ecco, sto proprio bene. Bravo. Mi piace come l'hai chiuso. Qua subito mi superano. Vabbè. Non prendo più una curva giusta. Ho proprio il terrore di sbagliare con sta fisica di merda mia e le mie idee. E andare con la fisica pro. Però d'altronde è l'unico modo, se no. Incidente per Crutchlow, non è colpa mia, ferma. Sta fisica mi sta massacrando, Fiori. Concentration, please. Concentration. Concentration. Siamo quarti. Mamma mia, anche Rossi mi supera. In gara sento una pressione, ragazzi, che in qualifica no. Incredibile. Pazzesco, proprio, pazzesco. Tutto così curioso. Buon sorpasso esternazzo puro su Rossi. Devo rischiare, Fiori. Ancora Rossi, ma cosa vanno? Sembra che vadano più veloci però rispetto all'inizio stagione. Oh, basta! Ci avete rotto il cazzo. Li possiamo ancora prendere i primi tre. Crediamoci, Come, crediamoci. Fastest lap di Lorenzo. Dai che stanno recuperando, loro stanno rallentando tutti e tre. Si stanno rallentando qua i figli della mignotta. Che rischio, che rischio. Qualcuno ha rischiato un po' troppo. Qualcuno ha rischiato un po' troppo, infatti ho perso. E qualcuno ha perso terreno. Dai, come credici. Crediamoci tutti insieme. Very good. C'è questa curva qua, devo prenderla bene. E poi recuperare tanto tempo. Dai cazzo. No, piano. Piano. Che tensione, che tension, please, che tension. Questo forse è un giro da fastest lap, speriamo. Il come si butta, che rischio. E adesso per attrarre un colpo solo. Vabbè, però, cioè, Fioi, non mi interessa un cazzo, cioè. Giro record di veneziano. Ero io davanti stavolta, adesso mi sto rompendo i maroni. Dai Marquez, vai. Porca puttana, però adesso ne capita veramente una al secondo. Basta adesso, cazzo, adesso basta. Adesso se qualsiasi posizione arrivo me la festeggio. Ma cosa ho fatto?
L'ho tenuta in piedi. L'ho tenuta in piedi, fai che lotta è lotta vera, penso, sono soliti i coglioni però, perché... Cioè, veramente non puoi proprio toccarli, sti stronzi. Mi farò sentire in colpa dopo sti figli della mignotta, invece no, questa è una gran gara, fai, che gara. L'esternazzo della vita, l'esternazzo della vita. Dimostriamo che siamo campioni del mondo, Market ci prova, ma il Cume chiude. Il Cume deve rinascere qua. Questa è una gran gara, Fio, questa è una gran gara, non ci deve essere... Se i media cioè, fanno polemiche su sta gara, veramente, cioè, non so più cosa dire. Non so più cosa dire. Fio, io ho vinto una gara a mio parere devastante, devastante. Io sto qui e silenzio. Yes! Yes! Sì, cazzo! E criticatemi adesso. La regia ci porterà al parco. Siamo a meno 11, ragazzi, meno 11 con Lorenzo vicinissimo, mondiale, meraviglioso. Mondiale meraviglioso. Certo, è un mondiale incredibile perché succede di tutto. Di tutto. È ancora peggio dell'anno scorso. Con questa vittoria si è imposto su piloti di... Raga, male. Ultimo posto ad Aragon, non esistiamo con Fisica Pro proprio. Sono caduto 1000 volte in qualifica, ho fatto un giro, un distacco e risale, io penso che mi ritirerò qua, farò più di farò 2 cadute sicuro, però almeno voglio provarci, ecco, non voglio proprio arrendermi prima. Vediamo se ho un po' di fortuna. Peccato veramente, perché non posso arrivare a questa gara con punti di svantaggio, devo avere un tesoretto qua, perché questa gara penso che sarà l'unica forse dove non riuscirò mai a fare un cazzo. Proprio Aragon, che ho anche vinto delle volte, però negli scorsi giochi. Ma adesso proprio Aragon è una chimera. Niente, caduto. Niente da fare. Niente da fare. Niente da fare, proprio ad Aragon no, non esistiamo. Non si riusciamo a macinare qualche chilometro, ma la vedo alquanto dura. Non capisco la... sì, ciao. Niente. Non ho proprio i tempi tecnici. Fuori. Niente da fare. Arriva un altro ritiro per il Cume. Lorenzo Marquez primi secondi. Sprofondiamo a meno 31. Ormai il mondiale è quasi andato. Abbiamo perso il nostro mondiale in altre gare, Assen, Bern, là che l'abbiamo perso. Qua ci sta il ritiro, ci siamo ritirati anche altre volte. Però, fioi. Raga, saluto il comandante venetiano. Nelle prossime gare, che tornano a essere gare un po' più favorevoli, farò il possibile per recuperare, ma sarà molto, molto dura. Ciao!